Non esiste ancora un programma eventi per l'estate di quest'anno per Sottomarina e si rischia di fare il bis del pacchetto Natale dello scorso anno. Le uniche proposte tuttora confermate sono i 3 concerti a cui si sta dando ampio spazio pubblicitario, ma non si tratta di eventi a sostegno dello shopping per le vie del centro. Si svolgeranno infatti in un'area decentrata e sarà molto più facile quindi in quelle occasioni che la gente si sposterà più verso la spiaggia che per le vie del centro che probabilmente si svuoteranno. Una programmazione quindi al di fuori delle aspettative delle attività commerciali. Le proposte erano state presentate ancora a dicembre, bozze che sembrano essere ancora ferme nonostante l'apparente consenso anche da parte del consigliere Griguolo con delega al turismo. Ora i commercianti si sentono presi per i fondelli, a bocce ferme, pur avendo proposto anche un contributo economico per implementare l'offerta di intrattenimento. La categoria adesso sta chiedendo con urgenza al sindaco Armelau una risposta ufficiale sui programmi che verranno proposti. Si tratta di serietà, affermano, dato che lo stesso sindaco aveva preso un impegno per dare maggiore attenzione al settore. Anche Gianni Nardo, organizzatore, chiede risposte in tempi rapidi e in quanto serve tempo, afferma, per poter fissare l'artistico, i service audio, le luci, gli allestimenti. Più passa il tempo e più diventa poi difficile pianificare il lavoro al meglio. Il rischio sarebbe poi non trovare la disponibilità delle maestranze o dei collaboratori. Non tutto si può programmare all'ultimo minuto, afferma. Non tutto si può programmare all'ultimo minuto, afferma, e ora, oltre all'estate, sarebbe già il momento di cominciare a programmare per il Natale. Il rischio è che anche in questo caso salti tutto. Buongiorno, sono Roberto Pincerato, presidente di IODA, il tuo consulente assicurativo. Siamo presenti in Mirano, Chioggia, Orbassano, Torino. Visita il nostro sito www.iodabroker.it. Allora, in questi giorni avete visto che ci sono in corso diversi cantieri dell'ANAS sia sul Traslagunare, sui ponti del Traslagunare e sia sul ponte della Fossetta che appunto che da Chioggia collega poi verso Ravenna praticamente, no? Come al solito, quando ci sono i cantieri ci sono state tantissime polemiche, continuano ad essercene tante. Anche oggi ero al mercato, tanta gente mi ha fermato dicendo insomma le varie critiche che si sanno. E allora col cappello in mano, perché ovviamente non ho la pretesa di avere il Vangelo in tasca oppure dire verità assolute, ma per esperienza personale i cantieri vanno fatti. Ho fatto questo esempio tante altre volte, ma questo l'abbiamo visto con i nostri occhi, ci siamo passati tutti. Il ponte sul Brenta, a settembre del 2019 l'ANAS aveva proposto di chiuderlo 2 mesi per rifarlo perché stava cascando, e l'amministrazione Ferro, ma non per criticare Ferro, alla fine quasi quasi c'è un po' un altro discorso, per le spinte della frazione Sant'Anna, ma siamo isolati, hanno deciso invece di farlo a traffico alternato e quindi ci perdeva più tempo. Morale della favola, poi è arrivato il maltempo, l'alluvione del novembre 2019, poi è arrivato il Covid e abbiamo perso 2 anni. Per 2 anni il ponte sulla Romea è stato interessato da questo cantiere che è stato un disastro. Un altro esempio ce l'abbiamo a Chioggia, il ponte della stradale Ponte Caneva. Anche là stavano per fare i lavori, l'amministrazione Armelau, che vuole bene la gente, in mezzo alla gente, che adesso parleremo di questo in un altro video, praticamente hanno rimandato l'intervento dei lavori perché sono stati sollecitati da alcuni che avevano i bacchetri eccetera. Adesso praticamente non solo il cantiere non sta andando avanti, va davanti al rallentatore, quando a un certo punto, tra l'altro, ne abbiamo altri 4 punti da fare. Quindi quando ci sono i cantieri da fare vanno fatti. Tornando ai cantieri sul ponte Traslagunare e di quello della Fossetta, allora intanto dovete capire che non è facile fare un cantiere, lì non ci sono gli spazi. Quando hanno fatto quello del cantiere Montalbano, lì vicino c'era la rotatoria e quindi avevano la possibilità di avere il cantiere lì e quindi di materiale il magazzino. Sul ponte Traslagunare non c'è la stessa possibilità, quindi tutto più difficoltoso. Poi qualcuno dice ma hanno ridotto tanto la carreggiata e quindi diventa un falso traffico alternato. Allora scusate, io non è che sia un esperto di viabilità, a parte vado per strada insomma, ma
è meglio avere diciamo, la possibilità di passare e sapendo che devi rallentare, quindi il traffico rallenta e quindi in certi momenti che c'è meno traffico c'è una viabilità più fluida, oppure è meglio secondo voi fare il traffico alternato? Scusate, ma adesso non voglio dire, se ci fosse un semaforo per fare il traffico alternato, le code sarebbero 4 volte più lunghe, 4 volte più lunghe. Quindi, ecco, poi, se ANAS è intervenuto, non è intervenuto perché ma rimandiamo, facciamo... Perché i ponti, se non ci fai i lavori, vanno giù e poi vengono chiusi. Quindi non solo non c'è il traffico alternato, non c'è più traffico. Ecco, siccome abbiamo due strade, abbiamo il ponte translagunare e l'altro, se non vengono fatti i lavori cascano i ponti. Questa è la realtà. Quindi sinceramente l'ANAS mi rifiuto di credere che siano dei mentecatti e che non siano capaci di fare il loro lavoro. Penso che come so che in Italia sapete che non seguo molto il calcio, ma so che abbiamo 40 milioni di allenatori, i nazionali tutti quanti sono più bravi e anche il resto, quindi lasciamo lavorare questi DAS, portiamo pazienza. Sì, c'era il cartello che è stato messo troppo da una parte, l'hanno già modificato. Ho visto anche sulla nuova Venezia di oggi hanno riportato, ma il cartello era il cartello, questi qua i camion hanno buttato giù. Sì, effettivamente il cartello poteva essere messo un po' più in là, ma ricordatevi che è una situazione molto difficile, quindi abbiamo pazienza e i cantieri, meno male che ci sono, creano disagio, ma vanno fatti. È un discorso un po' più lungo, ma la sintesi è questo, quindi vi chiederei di non cedere alle solite polemiche sterili, inutili. Questa è la minestra, ciucciamoci la minestra e cerchiamo di avere pazienza. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco. Anche oggi siamo stati chiamati per dare un ulteriore sguardo al giardino che si trova a Borgo San Giovanni giù per via Ravagnan, in quanto un albero decretato come morto dal sentire popolare che non lo vede più inverdire ormai da anni, si è trovato un ramo spezzato di netto. Probabilmente, ma resta una supposizione in quanto nessuna voce ci è giunta a testimonianza diretta, qualcuno ha provato a salirci usando il ramo come appiglio e spezzandolo sotto il proprio peso. Ora gli uffici, che speriamo abbiano visto il video, dovranno mettere il ramo in sicurezza prima che rovini addosso a qualcuno. Ma dando un'occhiata a quello che resta degli arredi del giardino, è deprimente lo stato in cui si trovano. L'ultima giostrina è stata divalta dal suo alloggiamento e speriamo che nessun passante si metta in testa di ricollocarla nella sua sede, in quanto costituirebbe un serio pericolo se qualcuno, sfidando la sorte, decidesse di salirci sopra. Ma noi ci chiediamo perché queste 4 giostrine rotte si trovano ancora nei giardini. Sono pericolose, rotte, rovinate, inutili, perché in questo giardino sono anni che i bambini non vengono più portati a giocare e sono pericolose soprattutto. Qui vengono portati i cani, alcuni proprietari raccolgono anche diligentemente ciò che lasciano, altri no. Qui vengono ragazzi, quelli che hanno rotto il ramo dell'albero, quelli che hanno rotto le giostrine, quelli che hanno rotto la staccionata, quelli che buttano la spazzatura per terra a 1 metro dal cestino, quelli che portano in giro per il giardino le panchine, dandogli ogni giorno una collocazione diversa. Se anche ci fosse l'intenzione di mettere nuovi arredi e riqualificare questo giardino, chi assicura a chi spenderebbe i soldi, amministrazione o sponsor che sia, che il giorno dopo non si sarebbe ancora punto a capo, indipendentemente dall'intenzione immediata o meno di sostituire gli arredi e metterne di nuovi, quelli presenti andrebbero tolti, proprio per una questione di sicurezza. I giardini, come tutti i luoghi pubblici, dovrebbero essere sottoposti a videosorveglianza, proprio per evitare atti di sopruso o di vandalismo e comunque per rintracciarne eventualmente i colpevoli. Senza la videosorveglianza a tutelare i beni sarebbe meglio non mettere nulla. Nelle condizioni in cui si trovano però è meglio toglierli ed è la stessa utenza a chiederlo, quella che qua non porterebbe mai suo figlio a giocare. Aragoste, astici, granseole, granchi porri e tanto altro trovi alla CAM, per il gran gourmet, per il ristorante e per la cucina casalinga.
La pescheria Cam propone pescato fresco tutti i giorni e specialità che altrove non trovi. Ottimi prodotti, ottimo servizio e la comodità del parcheggio a un passo. Cam da oltre 50 anni all'Isola Saloni a Chioggia. Dunque, lo dico tante volte, sapete che ho più di 60 anni, 62, lo dico ma non per darmi delle arie, sono uno che legge i giornali e nell'arco della mia vita sono passato da avere un atteggiamento verso gli Stati Uniti d'America che siamo anche noi, voglio dire, il paese occidentale, c'è una democrazia, tantissimi italiani, tutta una serie di cose, da tanti aspetti positivi che ci sono sicuramente, ma per quanto riguarda chiamiamola gestione di tutte le guerre che si sono succedute, lasciamo perdere quelle che sono successe in America del Sud, stendiamo un velo pietoso, non ne parliamo solo per questione di sintesi, ma dal Vietnam, arrivare all'Afghanistan, all'Iraq e poi alla Libia e adesso all'Ucraina e quello che sta succedendo a Gaza, francamente è evidente che sono state gestite in modo pessimo. Ecco. Allora, siccome anche leggendo i giornali nostri a volte io vedo che ci sono delle, ormai si dice spesso narrazione, riprendo questo termine, delle narrazioni che vanno tutte in un certo senso, e con questo non è che io voglio fare un discorso filo Putin in favore della Russia, capisco benissimo ed è sbagliato il fatto che una nazione si prende per far valere tra virgolette le sue ragioni, prende e invade militarmente un altro paese. Questo qua è sbagliato e sembra senza ombra di dubbio, ma da qua a come stanno andando le cose stanno andando sempre peggio. Praticamente sembra che, l'ha detto Stoltenberg, che è il segretario generale della NATO, l'ha detto anche pochi giorni fa il presidente dell'Ucraina, che praticamente un anno fa avrebbero dovuto fare un armistizio, ma hanno rifiutato perché non si può accettare un armistizio. Bisogna riprendersi tutto il Donbass e anche la Crimea. La Crimea, io non è che voglio fare un discorso filorusso, ma la Crimea è russa, è sempre stata russa, la stragrande maggioranza della popolazione parla russo e ha il passaporto russo, e quando hanno deciso di passare con la Russia, perché a suo tempo era stata donata dalla Russia all'Ucraina, perché c'era l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, c'era il patto di Varsavia, erano insieme, ma quando qualche anno fa hanno deciso di passare con la Russia, hanno fatto un referendum. Questo referendum avevano anche invitato i rappresentanti occidentali a assistere al referendum, si sono rifiutati, ma non si può continuare a dire che è stata invasa, perché non è stata invasa. I residenti della Crimea hanno deciso di passare con la Russia. Per tutto il resto lasciamo perdere, che ci vorrebbe molto più tempo. Ma anche quello che sta succedendo a Gaza ultimamente è veramente disastroso, perché non è possibile che a fronte, sì, per carità, Hamas ha fatto quello che ha fatto, ma in questo momento ci sono 20.000 morti palestinesi, la maggior parte sono giovani, donne e bambini, la maggior parte, più del 50%, e le milizie Hamas sono state toccate in minima parte, e ci sono 80.000 feriti, 80.000 feriti. L'ONU per la prima volta con l'astensione degli Stati Uniti ha chiesto un cessate il fuoco unilaterale, e invece Israele sta continuando a fare questa operazione di guerra che a mio avviso, da come sta andando, è assolutamente inammissibile. Detto questo, per quanto riguarda la guerra in Ucraina, e proprio per fare dire le cose in maniera molto sintetica, qualche giorno fa sul Nuova Venezia c'era un articolo in cui l'ASL, mi sembra di Belluno, insomma non mi ricordo se il Friuli o del Trentino Alto Adige, ha certificato che per la prima volta nei funghi non ci sono più le radiazioni di Chernobyl, il disastro nucleare che è avvenuto, mi sembra, 38 anni fa. Quindi ci sono venuti 38 anni da quel disastro prima che, almeno apparentemente, sparisse la radiazione dai funghi, probabilmente anche dalle piante. Ecco, quindi chissà quanti italiani, europei, nel frattempo, da allora a oggi, si sono ammalati di tumori e di altre malattie a causa di queste radiazioni. La centrale di Zaporizhzhia, che è la centrale nucleare più grande d'Europa, è in continuo rischio che salti. E quindi questa guerra che sta continuando, e la sta vincendo almeno apparentemente la Russia, vorrei ricordarvi che ancora 2 anni fa, un anno fa dicevano ha finito le munizioni, non hanno più missili, invece non solo non hanno più missili, ce n'hanno sempre di più,
e anche notizia di oggi che stanno arruolando altri 300.000 soldati russi, quindi, ecco, quindi a fronte di tutto questo ho pensato che a sto punto voglio sentire anche cosa dice l'altra campana. Allora, siccome ieri ho visto in parte un video del logico matematico Pier Giorgio Di Freddi e Alessandro Di Battista, in cui promuove questo libro Scomode Verità, allora l'ho comprato, adesso lo leggo. Di solito si leggono e poi si dice, ecco, in questo caso ve lo anticipo, lo leggo e comunque poi vi dirò se vale la pena leggerlo o non leggerlo, vi darò una mia idea, una mia posizione dopo aver letto questo libro, ma nel frattempo vi invito ad aprire un attimo occhi e orecchie e non prendere per curate tutte le vulgate che ci arrivano, perché oggettivamente ci sono tante cose che non tornano. Da oltre 50 anni Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredo bagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia. Ci ha interpellato Ruggero Ruggeri, ex amministratore unico del GRAL, riguardo la recente raccolta di semina di vongole veraci organizzata e gestita da Veneto Agricoltura. Afferma, parlando del banco di seme naturale che cresce spontaneamente nelle aree nursery a ridosso del Verti, si sarebbe potuto agire in 3 modi diversi. La prima scelta, non fare nulla, lasciando la risorsa alla mercé dei predatori senza generare quindi nessun vantaggio nei confronti degli allevatori veneziani. Sarebbe stata la scelta, a suo dire, più sbagliata. La seconda opportunità, organizzare, come ha fatto, secondo i criteri della Carta Ittica, una campagna di raccolta e distribuzione di vongoline, mettendole quindi a disposizione dei pescatori. Ha di fatto compiuto quanto gli operatori si aspettano dall'ente gestore, almeno in condizioni normali. Terza opzione, gestire in situ la risorsa. Questa modalità, forse da preferirsi per le attuali condizioni ambientali in cui vive la laguna, avrebbe avuto però diversi punti di debolezza, a partire dalla mancanza di un modello di gestione condiviso con gli operatori, per realizzare i quali sarebbe stato necessario tempo prezioso e tempo che potrebbe aver causato eventualmente la perdita, la predazione parziale o totale della semina. Si sarebbe inoltre rischiato di compromettere la formazione di nuovo seme in luoghi già occupati dal prodotto in crescita. Ruggeri sostiene quindi che Veneto Agricoltura bene ha fatto a promuovere la recente campagna, pur con tutti i limiti e le incognite che la risemina al momento comporta. L'alternativa ben peggiore sarebbe stata la sicura scomparsa della semina. Sarebbe però auspicabile, date le ormai note condizioni ambientali in cui attualmente versa la laguna veneta, non certo ideali per l'allevamento, che venga messa a punto una modalità transitoria che consenta di portare alla maturazione più vongole possibili, una modalità nella quale siano coinvolti tutti gli operatori in accordo. Ruggeri inoltre ritiene pensabile una macro dotazione della risorsa, spostando la semina in macro aree ancora date a portare a maturazione le vongole, lasciando libere le aree nursery per la formazione di nuove forme giovanili. Un pensiero personale dell'ex amministratore del GRAL. Durante la sua gestione della laguna non si è mai resa necessaria un'azione del genere, ma appare quindi ormai indispensabile prendere atto del cambiamento ambientale in corso. Occorre pensare in questo momento di particolare difficoltà alla sopravvivenza degli operatori e metterli in condizione di operare comunque anche in queste nuove condizioni. Dal 1978 a Borgo San Giovanni a Chioggia la pasticceria Serenissima propone la sua caffetteria, la sua pasticceria artigianale, dolce e salata, e le gustose torte per tutte le occasioni e ricorrenze. Gusta la tua colazione alla pasticceria Serenissima con la sua selezionata caffetteria e le sue brioche artigianali. Pasticceria Serenissima a Borgo San Giovanni a Chioggia.